A fine agosto, primi di settembre partiranno i cantieri per il 110% dei primi 2 blocchi al quartiere Pertini in via Cavagnini. I lavori di riqualificazione riguardano i primi 38 appartamenti del quartiere e beneficeranno del bonus 110%, oltre un contributo aggiuntivo del comune per la realizzazione di un cappotto esterno e la copertura con pacchetto isolante. Verranno sostituiti anche gli infissi. È un obiettivo che questa amministrazione sta raggiungendo a dispetto di chi dice che l'ha spinto, cioè la corsa alla paternità. La corsa alla paternità non deve essere fatta perché tutti sono capaci di dire, ma dopo bisogna realizzarle le cose e queste si possono realizzare con l'efficientamento di bilancio, cioè la possibilità di avere delle risorse da investire perché per l'ecobonus bisogna avere risorse da investire, dobbiamo avere risorse da dare a Insula, che è il nostro braccio operativo, che poi ci verranno restituite come credito d'imposta. Ovviamente ci devono essere a bilancio. Il cantiere proseguirà con la sostituzione dei portoncini blindati di ingresso, dei cassonetti e degli avvolgibili, schermature solari al piano terra e al secondo, la realizzazione di un ascensore piano terra primo piano per ogni blocco di edifici. Inoltre, come attività finanziata dal comune, verranno consolidati i 7 muri che oggi presentano calcestruzzo scoppiato e ferri a vista. Le verande saranno sostituite con altrettante di tipo bioclimatico. In seconda battuta saranno eseguiti altri interventi. Altre operazioni 110 a Marghera, a Gazzera e a Zelarino. Raggiungeremo una cifra più o meno di 500 appartamenti e a ciò si deve anche aggiungere degli interventi fatti al di fuori del 110% ma legati a questi cantieri che ammonteranno a quasi 2 milioni di euro. Questo per dare al patrimonio un incremento della qualità dello stesso, ma permettere ai nostri cittadini di vivere in case migliori.